Oggi un interessante convegno sullo stress nel mondo del lavoro, organizzato proprio dalla Federazione Lavoratori Bancari della nostra provincia, un tema spesso poco attenzionato, ma di grandissima rilevanza sociale. Guardi, come ha già ben detto lei, è un tema purtroppo poco attenzionato, però basta ricordare un dato: oltre l'80% dei lavoratori bancari oggi soffre di stress da lavoro correlato, e questo è dovuto alle continue, incessanti e martellanti pressioni commerciali che i colleghi subiscono tutti i giorni nei luoghi di lavoro. Ecco, quindi quale sarà il contributo durante questa interessante iniziativa che avete pensato di organizzare? Guardi, questo è soltanto per noi un punto di partenza. Oggi è una giornata importante perché avremo modo di discutere, di argomentare, di conoscere meglio il problema. Dopodiché è chiaro che non si limiterà e non finirà tutto in questa giornata, ma ci saranno tante altre azioni messe sul campo che andranno chiaramente a tutela dei lavoratori. Mirella Cipolla della Fabbri Agrigento, che ha tanto lavorato su un tema poco conosciuto ma di grandissima importanza come lo stress del lavoro. Sì, oggi siamo qui tutti insieme per poter dare delle linee guida di questo rischio professionale che ci sono in tutti i luoghi di lavoro, quindi lo stress lavoro correlato. Vogliamo riconoscerlo, prevenirlo, ma anche agire laddove è presente. E quindi ci saranno relatori esperti della materia. Si discute oggi di un problema spesso poco conosciuto ai più, che è proprio lo stress nel mondo del lavoro. Il vostro contributo a questo convegno? Ma sicuramente l'ambiente di lavoro è un ambiente nel quale si possono creare delle situazioni di stress. Lo stress non è di per sé una malattia, tutti noi in qualche modo siamo in tensione nel raggiungere degli obiettivi quotidianamente. Dobbiamo evitare che questo stress diventi negativo, diventi cosiddetto distress, diventi una frustrazione e quindi cercare di superare queste difficoltà, aiutare i lavoratori a intanto conoscersi, conoscere anche le proprie reazioni alla situazione di stress, cercare di gestirla e cercare poi di evitare che questo stress si trasformi in qualcosa di negativo per la propria salute. La consigliera di parità regionale ha un ruolo cruciale nel contrasto allo stress lavoro correlato, soprattutto quando questo fenomeno è legato alla discriminazione o disuguaglianza di genere, proprio perché la consigliera regionale di parità è una figura istituzionale che attenziona e tutela i lavoratori e le lavoratrici quando si tratta di materie di parità di trattamento, di non discriminazione e di benessere organizzativo. Sicuramente per riuscire ad affrontare il fenomeno dello stress lavoro correlato è necessario intervenire con delle politiche di prevenzione, con la diffusione di informazioni, con della sensibilizzazione in merito a quelle che sono le situazioni che possono generare proprio il fenomeno dello stress di lavoro correlato, e certamente anche promuovere la cultura della parità e del rispetto. Tutte queste strade sono dei percorsi fondamentali per riuscire in qualche modo a modificare un quadro che soprattutto in Italia si sta diffondendo come un fenomeno allarmante.